per gli organizzatori della Fiera di Santo Svato, che ha reintrodotto una tradizione che aveva qualche centinaia di anni, quindi bravi gli organizzatori. Innanzitutto un saluto a voi che, diciamo, per il convegno di Tappa Olearia, che va a inserirsi in quella produzione che è stata reintrodotta, diciamo, nel nostro territorio, ma che era presente, diciamo, nei secoli scorsi, parliamo del 1200 e anche prima, di cui l'olivo era parte integrante della produzione locale. Quindi reintrodurre questa opportunità e questa attività è stato sicuramente un merito di tanti piccoli imprenditori agricoli che con tanta passione hanno rimesso questa pianta e sta portando dei frutti e soprattutto un prodotto che è apprezzato nel territorio. Tappa Olearia, sappiamo benissimo, con questa produzione poi si è dovuto fare, diciamo, mettere i frattoi, uno a Cavaso e uno a Vittorio Veneto. La produzione sta aumentando e quindi c'è l'esigenza di portare un terzo frantoio magari molto più efficiente dei primi due, tant'è vero che io stesso ho fatto la domanda in Regione Veneto come comune, e tra l'altro i soldi erano stanziati, però delle leggi europee non permettono, perché dicono che è un aumento di produzione e quindi si andrebbe a danneggiare quelle che sono le aree storiche di produzione. Noi contiamo comunque però di andare avanti, perché il frantoio non fa produzione, che ormai sono gli uliveti che fanno la produzione, ma credo che il prodotto che viene sul nostro territorio viene anche assorbito dal territorio, quindi credo che questa sia un'attività e un'opportunità da continuare a portare avanti. D'altra parte abbiamo il piacere di avere Daniele Stivata, assessore di Regione Veneto. Prego Daniele, che anche lui potrà darci una mano in Regione proprio per portare, diciamo, questo frantoio diciamo, nelle nostre aree, per incrementare e dare una mano alla produzione, soprattutto per dare una mano, diciamo, quando si fa la produzione, perché effettivamente gli operatori agricoli devono stare ore e ore nel frantoio, perché purtroppo la produzione del frantoio è piccola, e quindi avere un nuovo frantoio significa dare respiro a chi opera nel settore. Quindi credo che questa sia un'esigenza che io mi permetto di fare a nome vostro, ma credo che poi possiate essere voi a essere più incisivi e più decisi nel chiederlo. Naturalmente io cercherò di portare avanti questa domanda, ma credo che con la sensibilità dell'assessore Stivale e del presidente Luca Zaia si possa effettivamente, non in tempi subito, perché sappiamo benissimo che il bilancio della Regione è un bilancio, diciamo, molto molto risicato, ma per il prossimo anno magari vedere di inserire questa nuova opportunità da portare nel nostro territorio. Quindi un grazie a tutti, complimenti ai produttori per il lavoro che fate, ma soprattutto perché il vostro lavoro vuol dire sistemare le aree collinari, mettere a posto il territorio, e questa è una cosa che effettivamente è il vero lavoro che voi fate, e a noi dobbiamo dare veramente il grazie, perché effettivamente è un lavoro duro e non è facile lavorare in collina. Quindi grazie e complimenti a tutti. Grazie.